Che siete già stati in Friuli Venezia Giulia o che dobbiate ancora venirci a trovare, ascoltate i consigli dei nostri illustri ambassador. Il suo successo imprenditoriale gli è valso il prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro. Presidente di una delle aziende più etiche del pianeta, triestino con l'ossessione di voler offrire il più buon caffè del mondo, Andrea Illi. Buongiorno Andrea. Buongiorno Margherita. Andrea, ci hai portato a Monrupino, al santuario di Santa Maria Assunta. Perché questo è il tuo luogo del cuore? Perché questo è il luogo, è un condensato di bellezza. C'è tutto qua, c'è la più bella natura, c'è il mondo, perché vediamo il mare, vediamo le montagne, vediamo tutta la Mitteleuropa da qua, a 360 gradi. E quindi da sempre il mio luogo del cuore. Tant'è che poi ho chiesto alla mia sposa di sposarmi in questa chiesa e quindi da allora c'è un legame ancora più forte. Vengo sempre qua, è sempre una meta. Trieste è considerata tradizionalmente la città del caffè. Quanto è importante oggi essere nel centro dell'Europa? Il legame di Trieste con il caffè è un legame storico fortissimo, perché due sono state le città che hanno portato il caffè nel mondo, Venezia e Vienna, più o meno negli stessi anni. E Trieste è una città indissolubilmente legata ad entrambe. Il commercio del caffè a Trieste l'ha fatto diventare il porto più importante del Mediterraneo per il caffè. Quindi è assolutamente la capitale del caffè, sicuramente direi mondiale. Il porto di Trieste continua ad avere una vocazione molto forte per il caffè e continua a colonizzare il mondo in qualche misura con questa cultura tipicamente triestina del caffè. Andrea, noi con i ragazzi vorremmo andarci a bere un buon caffè. Hai mica qualche suggerimento? Diciamo che in città, in un luogo simbolico che è il canale di Ponte Rosso, potrete trovare un caffè Illi in un palazzo iconico meraviglioso dove deliziarvi. Benissimo, grazie. Nella tradizione triestina il caffè si beve in 1000 modi, ma io oggi voglio salutarvi con un tocco di innovazione. Assaporando un orizzonte.